Sono cominciati i lavori sul ponte San Massimo, qual è la situazione? Abbiamo iniziato una verifica per capire qual è la portata, che comunque per ora è insufficiente, per capire se possiamo aumentare la portata del ponte e portarla almeno a 14 o 15 tonnellate. Per fare questo bisogna verificare lo stato della struttura, sia la soletta ma soprattutto il pilastro centrale. Va fatto dei carottaggi per vedere le fondamenta fino dove arrivano e se in che stato sono. Insomma. Indicativamente quanto tempo dureranno i lavori? Questi lavori dovrebbero durare 3 giorni, credo che entro domani saranno terminati. E poi avuto il risultato naturalmente decideremo da farsi per l'intervento che avrà tempi un po' più lunghi. Speriamo che le notizie siano positive e che possiamo operare cercando di recuperare appunto questo ponte senza dover immaginare di rifarne uno nuovo. Insomma. Certo che al di là della portata faremo di tutto per vedere se riusciamo ad ampliare un pochettino la carreggiata, anche di poco, ma adesso come adesso 2 macchine non riescono a passarci. Vorremmo riuscire a allargare un po' la carreggiata anche di un minimo per poter permettere il transito in doppio senso senza doversi ogni volta fermare, perché insomma è un problema per chi ci passa tutti i giorni. E per quanto riguarda il traffico, qual è la situazione? Quali alternative sono state trovate? Ma il traffico, come vedete, gira qua sulla sinistra, passa davanti al campeggio e poi si ricollega a Santa Maria del Campo. C'è una deviazione che nella peggiore delle ipotesi fa perdere 4 minuti o 5. Se va bene che trovi il semaforo verde, perdi un paio di minuti.